ma noi abbiamo qua, diciamo, il disagio, il delirio, la persona più brutta del mondo, il friulano, lasciami dire, più basso di rango. Signore e signori, non applaudiamo perché qua abbiamo con noi il vecchio, l'anziano Dante. Buonasera. Zitto! Rispetto per l'anziano medio. Per fortuna. Che barbe! Magrebin! Allora, io pretendo, non è possibile che voi sudate. Perché non è possibile? Non è possibile se voi, la gente non deve sudare. Quelli che stanno seduti sulla scrivania, ci vuole controllo del proprio corpo. Ma dove vuole arrivare con questo discorso? Se tu mi sudi solo nel campo sudi tu, devi sudare nel campo. Se ti scende la goccia di sudore, sai cosa fai? Cosa faccio? La fai risalire! Con lei così. La fai rientrare dentro! Ma cos'ha, una caverna? Lei è una caverna nella laringe per parlare così. Controllo del tuo fisico! Va bene, ma vergogna! lei è qua per parlare di sta cosa? Ma sai che i ghiacci si stanno ritirando come il tuo cervello? Ce l'aveva scritta questa per dirmela così bene? Allora, lei per fare una denunzia, signor Dante? O per dire cosa vuole dire? Allora, se i ghiacci si ritirano è colpa delle persone come voi. Giovis di merda! Oh, finalmente un po' di Voi serietà. dovete lavorare come ho fatto io per anni, spaccarvi l'osso della schiena. Le mani devono venire fuori dei calli, fa vedere. Primule! Guardale! Qua delle nespole! Lei è una che lavora nel campo. Lei è un atleta, comunque lei è vada di Scobola, per quello forse avrà... Disco che? Di Scobola. E non mi piace che mi robe di Dabala anche robe lì. Di Scobola, come è una... Allora, atletica, l'altro... Ma fa caldo, ragazzi, lo sentite? Sì. Voi non potete evitare un anziano come me nel cuore dell'estate a fare una trasmissione così impegnata. Sai cosa ho fatto l'altro giorno? Cosa ha fatto? Ho messo le nespole nel frigorifero. Le nespole? Sai cosa nel freezer? Sai cosa è successo? Cosa? Si sono sciolte. Perché? Dal caldo. Una cosa terribile. Ma scusi. Comunque. Scusi Dante, lei ha parlato che gli anziani non possono... Ora, noi abbiamo qui una persona proprio davanti a noi, anziana, che tra l'altro è la nonna del nostro Yuri. La nonna del nostro Yuri. Scusa che femmina lei. Guardi, adesso la intervistiamo, c'è Popotto col microfono da lei. Ecco qua. Ecco qua, siamo con... Elena Navis di Yuri. Elena. Incredibile. Abbiamo la bis nonna del tecnico nostro audio. Che lì è le figlie dal sindac. Ma che ne sa lei? Non è vero. Elena, io ero a scuola con lei. Veramente? Sego! Ci racconti qualcosa della signora Elena? In pensione ti ciappavi sempre noi. A ti mandava fuori di scuola lavoro dalla porta. Ma se tu lavi sulle finestre ti si muovevi sempre, ti eri come un giaul. Era come un diavolo. Ma lei mi tentava però. Cioè? Io ero il diavolo, però lei tentava. In che modo tentava? Cosa faceva? Occhiolini. Ti mi portavi sempre li moris, li succhetis, i fix. Ma lui che era di fa. Ho capito, ma io non ti guardavi mai. Gli occhi chialavi. Gli occhi chialavi ben. Ma scusa, ma le ticche della pressione le prendi? E tu non stai preoccupati che la commedia io sempre... Che io qua anche ti ho sempre di chioli una ticca di pressione perché mi va sodotchi. Ma lei è sempre un'emozione. Ma ti hai imparato, ma quando ti eri spisovi a far calare tutto. Allora, femmine, vergognose come baviti che bocchie. Baviti che bocchie. Svergognate come una volte. In radio. In radio, di fronte al popolo friulano qui. Allora, io dico solo una roba. Che questa signora qua mi ha fatto danare in gioventù. Perché lei mi fa... Andiamo, facciamo un viaggio e io a spindi besi, rompo, no?
che volte avevo i nomi bottons di legno. Di legno. Non avevi nie. Dovevo pagare coi bottoni di legno della camicia, ero senza bottoni perché pagavo con quelli. Mi fa andiamo a vedere il Grand Canyon, andiamo a vedere le Americhe. Ma c'è avuto là, io dite, quando abbiamo un orto fuori di casa, quando abbiamo le azalee che fioriscono nel giardino, cosa serve andare in giro? Però adesso devo dire la verità, sono contento di aver visto il mio vecchio amore adolescenziale. Spero, mi raccomando, prima del 96 alla Sagra di Mereto. Appuntamento in piazza! Sì, altro che. Basta che tutti mi mandi l'invito, io sono pronto. E insieme a ballare i Magri e Lisoni. Come minimo! Ora nella sua orchestra. La base! La base. Chissà che non vedi pure un sposalizzi. Ti saluti, stammi bene e a riodis. Riverisco, madama!